I dati che ARPAV ci ha fornito fanno vedere come il 2022 abbia visto la metà delle precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 13 anni. Questo è un elemento molto critico che fa vedere come le sorgenti siano già in questo momento scarse di acqua. Precipitazioni da record in negativo, sfiora il meno 50% l'apporto pluviometrico totale registrato nell'anno 22 a Valpore, in comune di Seren del Grappa, una delle località normalmente più piovose di tutto il territorio veneto. I dati forniti da ARPAV ritraggono uno scenario quanto mai preoccupante in una provincia che in pochi anni ha visto drammaticamente ridursi il volume di acqua a disposizione dell'utenza domestica, una criticità che peraltro non sembra essersi affievolita con l'inizio del nuovo anno. Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, in quanto nei primi 45 giorni sono state scarse sia le precipitazioni piovose che nevose, e questo in particolar modo un elemento negativo per quanto riguarda la riserva idrica dei prossimi mesi. Preoccupato il sindaco Dario Scopel, che rimarca la necessità di intraprendere azioni concrete per limitare gli effetti del fenomeno siccitoso. Non basta sperare nel meteo, le parole del primo cittadino, che lancia un appello a residenti e istituzioni. È importante che tutta la cittadinanza fin da oggi possa avere un utilizzo della risorsa idrica che sia il più virtuoso possibile, e da parte nostra, da parte degli enti, da parte naturalmente di GSP ci deve essere l'impegno nel poter mettere a terra il più velocemente possibile gli interventi per sistemare le condotte degli acquedotti.